parlando però di uno di quelli che è un grande attore all'interno soprattutto del progetto della Chimica Verde, ma anche di altri progetti, che è l'ENI, cercando di svelare un pochettino come questa azienda si presenta e quale sia la realtà invece all'interno di questa azienda stessa. Allora, abbiamo deciso di iniziare prendendo delle slide che sono delle schermate del sito internet di Eni e vedere un pochettino come l'Eni si presenta agli altri. Portiamo qualche esempio. Questa è la schermata della società Versalis, che è poi quella che in joint venture con Novamont ha deciso di portare avanti il progetto Chimica Verde. Si dice subito nella schermata che è importante il costante impegno nei confronti della qualità di uno sviluppo sostenibile per l'ambiente e la comunità, portato avanti da Versalis. E addirittura viene detto che la sostenibilità è parte integrante della cultura e della storia di Versalis, che prima si chiamava Polimeri Europa, tra l'altro. Quindi viene detto che Polimeri Europa ha una storia di sostenibilità fondamentalmente. Il sito internet Eni è talmente specifico sulla sostenibilità che ha una sezione dedicata dove viene detto che appunto essere sostenibili significa creare valore per gli stakeholder, quindi tutti gli interlocutori dell'azienda, che l'Eni si ispira a principi di correttezza, di trasparenza, di onestà e di integrità, che considera la sostenibilità come motore di un processo di miglioramento continuo e promuove il rispetto di persone e dei loro diritti, dell'ambiente e degli interessi diffusi della collettività. Poi avremo modo di vedere come. Abbiamo visto che viene detto anche che contribuisce a uno sviluppo sostenibile nei paesi in cui opera e garantisce la sostenibilità delle sue azioni attraverso un modello che poi in realtà viene spiegato praticamente attraverso dei certificati che garantiscono la sostenibilità di tutte le sue azioni. Sempre nella parte della sostenibilità, questa è una delle slide migliori che si trovano all'interno del sito Eni. Viene addirittura portata avanti la promozione dei diritti umani, il rispetto degli standard di lavoro sicuri ed equi e la salvaguardia ambientale come principio fondante del modo di operare di Eni. Una particolarità è che invece se andiamo a vedere la società Syndial, che è quella che per Eni si occupa delle bonifiche, viene menzionata la sostenibilità ovviamente e poi viene messo in chiaro, viene detto chiaramente che i driver aziendali di questa società che fa le bonifiche sono la rapidità decisionale e l'ottimizzazione delle risorse economiche. E questa cosa viene detto soltanto per questa controllata Eni, non viene detta per tutte le altre. Quindi fondamentalmente quando si parla di bonifiche ci si tiene a specificare che bisogna farle spendendo il meno possibile. Adesso abbiamo voluto prendere alcune parti di questo sito e vedere come si traducono nella realtà attraverso delle cronache. Dato che veniva detto che i principi fondanti del modo di operare di Eni sono la tutela e la promozione dei diritti umani, siamo andati a vedere un caso particolare, che è il caso della guerra in Iraq. Viene detto infatti da Gregory Mutit che fondamentalmente la guerra in Iraq è servita a far passare il governo iracheno da una forma di autoritarismo ad un'altra, in cui cambia semplicemente il rapporto che si ha nei confronti delle multinazionali petrolifere. E quindi è servita fondamentalmente a far passare ad Eni e a tutte le multinazionali dei governi entrati in guerra, a dare a queste multinazionali la possibilità di speculare anche all'interno di quel territorio dove prima gli veniva negato o venivano ostacolate. Viene anche detto che vengono rispettati gli standard di lavoro e sempre nel caso dell'Iraq abbiamo un esempio. Dicembre scorso Farah Louan ha denunciato come praticamente il codice del lavoro che è stato proposto per 6-7 volte da quando c'è stata l'invasione dell'Iraq sia praticamente un testo che mira soltanto a tutelare gli interessi delle multinazionali all'interno di quel contesto. E chiaramente per quanto riguarda gli standard di lavoro sicuri ed equi di cui parla Eni viene detto che non c'è
nessuna assicurazione contro il licenziamento né contro la disoccupazione, non hanno assicurazioni sanitarie né possibilità di organizzare assemblee, scioperi, sit-in o manifestazioni. Questo comincia a esserci qualche dubbio sulla credibilità di ciò che dice Eni, particolarmente quando parla di contrasto alla corruzione. Infatti è una notizia d'attualità che Paolo Scaroni, amministratore delegato della Saipem, che comunque di cui fa parte anche Eni, è coinvolto in uno scandalo per corruzione internazionale per una tangente della somma di circa 200 milioni di euro per potersi accaparrare fondamentalmente il mercato del gas algerino. Questo mercato del gas algerino in realtà ci tocca direttamente. Questa retorica della diciamo, accumulazione di tutto questo mercato all'Italia è portata avanti fin dal 2006 da Scaroni. Infatti nel quotidiano algerino La Liberté veniva detto che l'Algeria è un partner strategico di primo piano dell'Italia. Addirittura il 25 marzo del 2006 il titolo del quotidiano era «L'Algeria sarà il primo fornitore di gas dell'Italia». Successivamente viene detto addirittura «Abbiamo molto sviluppato la nostra presenza sul mercato algerino, siamo parte interessata nel progetto del gasdotto Galsi che collegherà l'Algeria all'Italia attraverso la Sardegna». Quindi anche tutta una serie di azioni su scala molto più grande sono portate avanti per estrarre il gas in questi territori in cui, guarda caso, in questo momento vedono un'inchiesta per corruzione internazionale.